Raffadali raggiunge quota 70 casi e chiede la zona rossa, focolaio anche sulle Madonie, chiuse tutte le scuole ad Aragona. Il centro di Agrigento è pronto ma mancano le dosi, tra le categorie saranno inseriti anche gli operatori turistici, muore dopo essersi vaccinato ma la causa dovrebbe essere infarto. A 2 anni dalla morte dell'archeologo e assessore regionale Sebastiano Tusa, oggi la giornata dei beni culturali. Definitiva la condanna a 6 anni per un sessantenne di Porto Empedocle accusato di aver stuprato una bimba di 8 anni, nipote della sua ex compagna. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, chiede la zona rossa e firma un'ordinanza con una lunga serie di restrizioni. Fin da subito c'è il servizio. Raffadali arriva a quota 69 casi di Covid-19. Il sindaco Silvio Cuffaro chiede l'istituzione della zona rossa nel proprio comune. Il primo cittadino infatti sta chiedendo alla regione l'istituzione della misura di contenimento straordinaria e inoltre firmato un'ordinanza restrittiva che applica una lunga serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza. In particolare il sindaco ha imposto che le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare. Sarà inoltre consentita la partecipazione alla cerimonia funebre, all'accompagnamento del feretro, all'ultima dimora, solo agli stretti congiunti ed ovviamente al personale addetto alle imprese funebri, evitando le visite di lutto a casa. Rispetto al rischio assembramenti, il Comune ha imposto un ingresso solo attraverso prenotazione al villaggio della gioventù, solamente il pomeriggio, con un massimo di 10 persone alla volta, e bisognerà chiamare un numero telefonico per svolgere attività motoria individuale. Sarà ovviamente permesso l'accesso ai soggetti con disabilità accompagnati. Rimangono interdette tutte le altre aree a verde e i parchi gioco delle villette comunali, così come sarà chiuso il campo di calcio. Verrà inoltre sospeso, tranne che per i generi alimentari, il mercato settimanale. Oltre ad aver attivato la DAD in tutti gli istituti, il sindaco ha inoltre fatto obbligo a tutti i supermercati di prevedere una postazione esterna con apposito erogatore di liquido disinfettante per sanificare i carrelli della spesa in entrata al supermercato e di lasciare fuori dall'esercizio durante le ore notturne gli stessi, al fine di permettere la sanificazione da parte del Comune. Restano inoltre gli obblighi per gli esercenti in tema di controllo. Il Comune invita inoltre i medici di famiglia a segnalare al Comune di Raffadali la necessità di consegnare a domicilio le ricette di soggetti fragili affetti da patologie croniche e ai farmacisti di comunicare i farmaci per gli assistiti al Comune di Raffadali, che provvederà al loro recapito a domicilio. Gli uffici pubblici e privati inoltre dovranno attivare le procedure di prenotazione dei servizi al fine di evitare assembramenti. Il municipio inoltre procederà alla sanificazione per 2 volte alla settimana del territorio comunale, giornalmente per i siti sensibili, con l'ausilio dei volontari della protezione civile. Il comune di San Mauro Castelverde, nelle Madonie in provincia di Palermo, potrebbe diventare nelle prossime ore zona rossa. Su circa 1400 abitanti, circa 50 sono i positivi e 60 le persone in isolamento fiduciario. I dati sono emersi dall'ulteriore screening fatto dall'Usca di Cefalù. Il sindaco Giuseppe Minutilla ha chiesto al presidente della regione Nello Musumeci l'istituzione della zona rossa per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Siamo chiaramente in attesa della firma del Presidente della Regione sull'ordinanza che ieri abbiamo chiesto per quanto riguarda l'istituzione della zona rossa, considerato che il livello è tale che ha raggiunto il 35% rispetto ai parametri che normalmente non devono superare il 20% della diffusione del virus. Siamo in attesa dell'ordinanza che sicuramente arriverà domani e nelle more non dobbiamo fare altro che continuare a comportarci così come abbiamo fatto in questi ultimi giorni, che è stato quello di stare a casa, di evitare gli assembramenti, mettere la mascherina, le cose che noi sappiamo. E certo, in un momento così drammatico poi c'è anche un raggio di sole, una luce, e la luce è rappresentata dal fatto che io oggi ho registrato la nascita di 2 bambini a San Mauro,
Diego ed Andrea. Ecco, la speranza non finisce, loro sono un segno importante, va bene, che la nostra comunità vuole continuare, una comunità che vuole vivere. Mi ha dato grande gioia, grande soddisfazione questa notizia, e devo dire in giorni che, rispetto ai giorni passati, dove avete visto anche che le mie condizioni, come dire, fisiche, me lo hanno detto tanti, erano, come dire, ormai come un cane bastoniato, mi dissero, tu eri come un cane bastoniato. Bene, sono convinto che noi usciremo da questa situazione. È chiaro che noi sanificheremo anche le scuole, non è inutile dirlo, prima che si aprano, sanificheremo anche gli edifici pubblici, sanificheremo anche la chiesa. Ed Aragona chiude tutte le scuole con un'apposita ordinanza, ma il sindaco Giuseppe Pendolino per il resto prosegue con semplici raccomandazioni. Vediamo. Siamo stati costretti a chiudere la scuola perché ci sono diversi contagi che, facendo le mappature, fanno riferimento a contatti con docenti, collaboratori scolastici ed altri alunni. Quindi alla fine la decisione sofferta di chiudere la scuola, ma in questo momento così delicato, con questo aumento così di contagi, non si poteva fare altro. Vi prego comunque di stare a casa, vi prego di uscire soltanto per spese essenziali. Capite bene che la situazione sta diventando molto delicata, da un momento all'altro si intaseranno gli ospedali e quindi la situazione diventerà critica. Quindi un appello a tutti i miei concittadini di rispettare le regole, di fare le cose essenziali e di avere qualche altro mese di pazienza, perché come oggi hanno annunciato i telegiornali, i vaccini finalmente stanno iniziando ad arrivare le dosi e quindi nell'arco del prossimo trimestre la stragrande maggioranza della popolazione sarà vaccinata. Quindi vi prego di avere ancora un po' di pazienza. Il governo guidato da Mario Draghi ha affidato al generale Luciano Portolano, originario della provincia di Agrigento, la guida della Task Force militare anti-Covid. Portolano ha ricoperto incarichi operativi di grande rilevanza in Italia e all'estero. Da oltre un anno è comandante del comando operativo di vertice interforze. Dal 2007 al 2010 ha prestato servizio come addetto militare presso l'ambasciata italiana a Londra. Sarà lui a guidare la Task Force sui vaccini che, come voluto dal presidente Draghi, coinvolgerà in prima linea l'esercito. Il centro di vaccinazione contro il Covid del Palacongressi di Agrigento è pronto, ma per l'avvio della somministrazione mancano i vaccini, e questa in sintesi la spiegazione del commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia sulla mancata apertura della struttura. Il servizio di Eugenio Cairone. Un annuncio caduto nel vuoto perché l'hub del Palacongressi di Agrigento non può aprire perché mancano le dosi di vaccino, come spiega il commissario dell'ASP Mario Zappia. È come fare i conti senza l'oste, insomma, creando inutili aspettative e delusione tra la gente, quando invece c'è assoluto bisogno di certezze. Ma com'è possibile, ci si chiede, stabilire una data e parlare addirittura di quantità di dosi al giorno? Si è parlato di 1200 vaccini, per poi ritrovarsi all'ultimo minuto a dover annullare il tutto. Ci troviamo di fronte ad una decisione affrettata, smentita nell'arco di poche ore. Tutto bello e tutto pronto per quanto riguarda la struttura del villaggio Mosè, ma tutto inutile purtroppo. Speriamo, dice il commissario Zappia, di avere le dosi necessarie entro marzo. Si capisce che l'inaugurazione dell'hub così si allunga. L'unica colpa dell'ASP, se di colpa si può parlare, è di avere, lo ripetiamo, creato delle inutili aspettative, forse non per responsabilità proprie. Non rimane che affidarsi al presidente Draghi perché possa davvero far valere il suo peso
e dare risposte che siano sul serio capaci di tranquillizzare i cittadini che si lasciano nella totale confusione e alle prese con le nuove minacce di lockdown. Dopo un anno la maledizione, speriamo, abbandoni per sempre il nostro paese. La data dell'8 era la data dei lavori completati. Per l'inaugurazione è ovvio che deve venire il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione, come gli altri deputati, sono impegnati per la finanziaria e troveranno al più presto un momento per venire qua. Tutto questo però sarebbe carente della informazione più importante. In questo momento nessuno sta perdendo vaccini, perché noi il numero di vaccini che abbiamo li stiamo somministrando ogni giorno e se apriamo l'hub possiamo solo farne una piccola porzione, non in più, perché il fattore limitante in Italia, penso in Europa, ma sicuramente da noi, è il numero di vaccini. Noi siamo arrivati a domenica, quindi avanti ieri, senza i vaccini e la settimana scorsa li abbiamo spesi tutti, somministrati. Quelli che ci danno questa settimana abbiamo una programmazione per somministrarli tutti. Da fine marzo e da aprile, se Dio vuole, come dice il governo nazionale e regionale, avremo un numero tale di vaccini che consentirà a tutti di poter essere vaccinati nel più breve tempo possibile. Innanzitutto Messina, perché abbiamo realizzato tutto in pochissimi giorni, non appena l'autorità portuale ci ha fatto avere la disponibilità dei capannoni, la Protezione Civile e l'ASP, quindi due strumenti operativi della regione siciliana, si sono messi al lavoro e questo è il risultato. Sono passato per rendermi personalmente conto della condizione del cantiere, come vedete è tutto già pronto per la inaugurazione che avverrà nelle prossime ore. Abbiamo già mobilitato il personale infermieristico e sanitario, i messinesi potranno tranquillamente vaccinarsi. Se avessimo le fiale necessarie potremmo arrivare a 6-7 mila persone al giorno, però siamo fiduciosi, speriamo che a livello europeo e nazionale si possa definire la vicenda legata alla fornitura del vaccino in modo che in tempi ragionevoli, noi speriamo entro l'estate, ma il tempo necessario, potremmo immunizzare la comunità siciliana e quindi finalmente riaprire il cuore alla speranza. Ieri l'accordo con i medici di medicina generale è molto importante, affiancheranno i centri vaccinali e gli studi medici anche per gli over 80 a domicilio. Certo, i medici saranno preziosi non soltanto perché potranno vaccinare i loro assistiti, ma diventano la cerniera fondamentale fra la struttura del punto dell'hub e il territorio, come sempre avviene con i medici di base. Tenete conto che noi in questo momento abbiamo trovato un pathos, un sentimento di coinvolgimento che non ha precedenti, non solo nel personale sanitario, quindi medici, infermieri e assistenti, ma anche per quanto riguarda i volontari della Protezione Civile, le stesse ASP che hanno iniziato con un passo diverso rispetto a quello cui era abituata l'amministrazione regionale. Questo è un tempo per correre per raggiungere presto gli obiettivi in tutti i settori e la regione siciliana sta facendo la sua parte e in prima linea accanto alla gente, soprattutto accanto a chi ha perso la speranza e deve necessariamente recuperarla con la buona politica. Un militare in servizio ad Augusta, in provincia di Siracusa, Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco, Catania, è morto ieri mattina per un arresto cardiaco. Nella sua abitazione il militare il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose di vaccino anti-Covid. Paternò era sposato e padre di 2 figli. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dalla prima ispezione cadaverica sembra che il militare sia deceduto per un arresto cardiaco, dice il procuratore di Siracusa Sabrina Gambino. Al momento non c'è alcun rapporto causa-effetto, ma possiamo solo rilevare una coincidenza cronologica. Dobbiamo attendere l'esito dell'autopsia per avere un quadro più chiaro.
Per far ripartire il turismo, anche in Sicilia si ipotizza la somministrazione del vaccino il più presto possibile al personale di uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia, cioè quello turistico. Il governo Draghi sta studiando come rilanciare l'intero settore, distrutto dalla crisi economica legata all'emergenza sanitaria. In Sicilia, ma pure in Sardegna, rimane la regola del tampone molecolare per chi entra nella regione senza certificato vaccinale o di negatività al coronavirus, ma si comincia a valutare la possibilità di tampone rapido per favorire il flusso turistico. Il turismo cerca di reagire alla crisi determinata dalla pandemia, assicurando a chi partirà e sceglierà strutture d'accoglienza siciliane che queste siano Covid-free. Da aprile vaccineremo gli operatori del turismo che saranno inseriti negli elenchi con priorità, dice Mallio Messina, assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Vogliamo un comparto più sicuro, con più tamponi e il tracciamento per seguire chi viaggia in Sicilia. Dobbiamo fare in modo che la stagione estiva sia sicura e faremo il prima possibile. Ritorno con Miccichelo, dice il deputato regionale Luisa Lantieri, che stamane ha ufficializzato il passaggio nel gruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Ora siamo in 14, dice il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, e non perché 13 portasse sfortuna. Prosegue: sono felice del ritorno di Luisa Lantieri, che in verità non è mai stata in Forza Italia ma in Grande Sud, movimento politico da me fondato anni fa. Aspettavo da tempo questo momento. Mi piace sottolineare che Lantieri è la quinta donna del nostro gruppo parlamentare. Rapporto turistico commerciale tra Agrigento e l'aeroporto di Comiso. I dettagli sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un incontro si è svolto stamani tra l'amministrazione comunale di Agrigento e i vertici dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso insieme al sindaco Maria Rita Schembari. L'incontro è stato organizzato dall'assessore al turismo Picarella per sviluppare le sinergie e le attività di marketing e il turismo nella città di Agrigento, grazie alla collaborazione diretta di questa importante struttura aeroportuale. All'incontro è stata anche presente una delegazione degli amministratori dei comuni di Licata e di Palma di Montechiaro, interessati a questo rapporto turistico commerciale con l'aeroporto di Comiso. Sì, sicuramente è una cosa interessante, oggi è un giorno importante, grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Comiso, ci sarà anche il sindaco presente, quindi è una forma di simbiosi, di collaborazione per un maggiore sviluppo turistico della nostra provincia. Ci saranno anche sicuramente si parlerà di agevolazioni nelle tratte che uniscono la Sicilia, diciamo, alla terraferma, al continente con Roma e Milano. Penso che è un'iniziativa interessante, grandiosa, specialmente in un periodo di pandemia con le ristrettezze che ci sono. Agrigento è la vostra di Comiso, dove ha sede un'importante struttura aeroportuale. Ecco, cosa ci aspetta da questa relazione tra i due comuni? Quale sarà il fulcro della discussione? Il fulcro della discussione sarà promuovere l'aeroscalo di Comiso come porta fondamentale che possa aiutare i residenti in Sicilia, perché da noi ha sede anche la continuità territoriale con Alitalia sulle rotte di Roma e di Milano, per consentire a tutti coloro che risiedono in Sicilia di viaggiare tutto l'anno a prezzi fissi. Ma il nostro aeroporto è uno scalo internazionale in cui arrivano anche voli da tutta l'Europa, soprattutto per la prossima stagione estiva, ora che dobbiamo guardare con fiducia alla fine, speriamo al più presto, di questa pandemia, è necessario farci trovare pronti, ed Agrigento ha tantissimo da offrire per il viaggiatore colto che va alla ricerca non del turismo mordi e fuggi, bensì della cultura più profonda del nostro Occidente. Uno dei handicap è sicuramente il collegamento. Cercherete di aumentare i collegamenti tra la gente che vuole venire e andare da Comiso ad Agrigento e viceversa ai paesi limitrofi? Sicuramente oggetto dell'incontro oggi con il mio collega sindaco sarà quello di chiedere assieme con forza che appunto collegamenti attraverso il trasporto pubblico locale più intensi e sicuramente più mirati in base agli orari dei voli vengano fatti tra la provincia appunto di Ragusa e la provincia di Agrigento. Intanto è un'importante infrastruttura del territorio siciliano, di fatto è l'aeroporto più vicino al territorio di Agrigento, e quindi vogliamo cercare di sviluppare e di fare del marketing territoriale proprio per cercare di stimolare e di incentivare gli arrivi a Comiso e quindi di conseguenza anche gli arrivi e quindi sviluppare il turismo nel territorio di Agrigento. Oggi sono presenti anche
i responsabili del comune di Licate e del comune di Palma di Montechiaro, proprio perché vogliamo essere propositivi, non ragionando solo ed esclusivamente da città, ma ragionare da territorio, e questa meravigliosa cosa deve essere assolutamente incentivata. I vertici dell'aeroporto di Soaco insieme al sindaco di Comiso naturalmente oggi sono qui proprio per cercare di sviluppare queste sinergie e quindi di fare fronte comune per sviluppare un territorio siciliano mediterraneo che si affaccia sul Mediterraneo in maniera sinergica nei mercati turistici. Sì, noi siamo qua proprio per questo, vogliamo intanto incrementare i servizi dall'aeroporto di Comiso e il comune, la provincia di Agrigento e i paesi limitrofi. Vogliamo anche promozionare la continuità territoriale che è partita a dicembre e che per ben 3 anni garantirà di volare a prezzi contenuti a tutti i siciliani da Comiso per Roma Fiumicino 2 volte al giorno e Milano Linate 1 volta al giorno. Le tariffe sono di 50 euro più tasse per Roma Fiumicino e 80 euro più tasse per Milano Linate. Questo garantirà a tutti i siciliani di avere prezzi vantaggiosi, e noi vogliamo che anche la provincia di Agrigento, che fa parte della catchmentaria dell'aeroporto di Comiso, possa utilizzare questi servizi con collegamenti vantaggiosi e in concomitanza con questi voli. Sicuramente, essendo anche noi posizionati sulla costa, l'aeroporto di Comiso assume una importanza strategica e cercheremo di incentivare con quelli che sono i trasportatori di linea attualmente presenti sul territorio, intensificare i rapporti sperando che finisca questa pandemia e che tutti possiamo ritornare a vivere e incrementare la nostra terra. Cade dalla bici e resta ferito. Con l'elise corso del 118 viene trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove i medici, dopo aver diagnosticato un brutto trauma cranico e la frattura del femore, hanno deciso per un intervento ortopedico. Stamani il bambino è stato trasferito all'ospedale di Cristina di Palermo, dove continuerà la degenza. Protagonista, suo malgrado, di quello che è stato un brutto incidente autonomo è stato un bambino di 11 anni di Bivona. Il piccolo era in bici in contrada San Lorenzo a Bivona ed è rimasto ferito a causa di un incidente autonomo. Il questore della provincia di Agrigento, Maria Irace, al fine di scongiurare episodi di violenza, e la Commissione di reati in occasione di manifestazioni calcistiche e sportive in genere ha disposto l'irrogazione del DASPO, divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, a 4 soggetti arrestati nelle giornate scorse con interdizione dai 3 ai 4 anni, vietando loro l'ingresso e la sosta nei pressi di impianti sportivi durante gli incontri e il transito nelle strade interessate dal passaggio delle squadre e dei supporters. Tali provvedimenti sono scaturiti da un episodio accaduto lo scorso 1° marzo a Porto Empedocle, dove i 4 giovani sono stati coinvolti in una violenta rissa per futili motivi. Giornata dei beni culturali siciliani in memoria di Sebastiano Tusa. Il servizio di Eugenio Cairone e di Arturo Cantella. Il 10 marzo del 2019, all'età di 66 anni, nella sciagura aerea in Etiopia è scomparso un uomo che tutto il mondo apprezzava per la grande cultura che esprimeva ogni giorno e in ogni momento. Parliamo di Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale. Un cordoglio unanime quel giorno quando arrivò la triste notizia della sua tragica scomparsa. Avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza organizzata dall'UNESCO. Oggi riposa nella chiesa di San Domenico a Palermo, accanto alla salma di Giovanni Falcone. Sebastiano Tusa, possiamo dire, era un grande uomo prestato alla politica. Agrigento ha goduto della sua grande competenza. Noi lo avevamo incontrato a casa San Filippo nel giorno della presentazione di un suo libro. Una presenza, quella di Tusa, che ha arricchito quei momenti. Era anche la vigilia della sua nomina ad assessore regionale. I popoli del Grande Verde, il titolo di un suo libro che si presenta oggi qui a casa San Filippo. Sì, è un libro che riguarda questo momento particolare della storia del Mediterraneo, tra il XIII e il X secolo a.C., in cui questi popoli, che gli egiziani chiamavano i popoli del Grande Verde, ma che sono a noi più conosciuti come i popoli del mare, scorazzarono un po' nel Mediterraneo orientale e determinarono la crisi dei grandi imperi, tra cui l'impero Ittita, l'impero di Mitanni, diedero fastidio agli egiziani e costituirono quindi un momento di cambiamento tra un sistema
gestito da questi grandi imperi a un sistema che poi sarà quello del primo millennio a.C., in cui vedremo emergere i Fenici, i Greci con le colonizzazioni. Quindi sono un popolo poco noto, ma di grande interesse per la storia del Mediterraneo. Ecco, dalla letteratura alla politica, mi consente una domanda, lei prossimo assessore regionale? Dicono così, io ancora non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale. C'è ovviamente il gradimento da parte del Presidente, da parte anche di altre forze politiche che costituiscono la maggioranza, quindi diciamo che dovrebbe essere una designazione che dovrebbe arrivare a una conferma ufficiale, però ripeto, al momento non ho nessuna conferma ufficiale. Si conosce anche la delega eventualmente? La delega sarà quella dei beni culturali. Dottoressa Livigni, 2 anni sono trascorsi dalla grave perdita di Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali, però diciamo oggi si ricorda con tanti eventi, quella ad esempio dei parchi aperti, la sua memoria. Ecco, un suo commento a tutto questo. Certo, ma è sicuramente un gesto meraviglioso, perché Sebastiano teneva molto a questa possibilità di rendere la cultura fruibile a tutti. Il biglietto gratuito era un suo sogno. Lui diceva sempre che in un paese civile non si dovrebbe pagare il biglietto al museo, bensì il museo dovrebbe vivere attraverso un indotto economico che sviluppa il territorio proprio grazie alla presenza del museo. E quindi il gesto del presidente Musumeci è particolarmente importante, perché sicuramente ha colto quello che era uno dei desideri più grandi di Sebastiano, la cultura per tutti e i musei aperti a tutti. Anche ad Agrigento, diciamo, c'è stato un evento in ricordo di suo marito? Tutti i musei, i parchi hanno fatto delle visite guidate, dei ricordi per Sebastiano, perché Sebastiano è nel cuore di tutti, ci ha lasciato un insegnamento fondamentale e noi abbiamo il dovere di seguirlo, di portarlo avanti, perché soltanto con la cultura riusciamo a risalire, a creare un dialogo con il mondo e a non creare barriere. Quindi la cultura ci deve aiutare e il suo insegnamento è fondamentale per tutti noi. Purtroppo è stata una disgrazia, insomma, chi poteva immaginare una simile disgrazia, che guarda caso è successa proprio il giorno in cui c'era la finale della Sagra del Mandorlo, che allora, ricordo, non si disputò in... Ma la cosa più grave è che lui ogni anno voleva venire qua a Legadi e venivamo tutti gli anni, sia che ci fosse maltempo, tempesta, venivamo sempre qua. Questo è stato il 19, l'unico anno in cui ha scelto di portare il messaggio della regione siciliana verso i paesi più poveri, più bisognosi di trovare una miglioria attraverso la cultura. E forse era un appuntamento con il destino che purtroppo ha troncato la sua vita, e questa è stata la cosa più brutta, perché dovevamo mantenere la tradizione del 10 marzo a Legadi e non mancarla mai, e lui sarebbe ancora con noi sicuramente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa ed è pertanto definitiva la condanna a 6 anni di reclusione a carico di un uomo di Porto Empedocle, 60 anni, ex gestore di una palestra in provincia, arrestato il 17 aprile del 2014 dalla polizia perché ha abusato di una bimba di 8 anni, nipote della sua ex compagna, che lo ha denunciato, aggiungendo anche di essere stata più volte picchiata da lui. L'empedoclino sconterà 4 anni e 6 mesi di carcere, avendo già scontato un periodo di carcerazione preventiva. Ok, scusa, non sapevo se facevo il tappo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A breve sarà aperto uno sportello donne in ognuno dei centri per l'impiego della Sicilia. Il primo è stato inaugurato a Palermo. Vediamo. Oggi celebriamo una giornata di grande attenzione al mondo femminile, giornata che dovrebbe essere 365
giorni l'anno. Al Dipartimento Lavoro si apre lo sportello per le donne, lo sportello per il mondo femminile, che sarà uno sportello privilegiato di attenzione, di ascolto, di avviamento al lavoro, grazie agli investimenti anche sul piano tecnologico, alle nuove misure di reclutamento e di arruolamento delle disponibilità per il lavoro. Speriamo di recuperare quello che è il gap più grosso sul piano dell'occupazione, che vede la Sicilia tra le ultime regioni in questo Paese. Oggi riapriamo i termini di un progetto del Fondo Sociale Europeo, un progetto che ci consente di investire 11 milioni di euro che vengono investiti perché il mondo femminile dagli anni della post-adolescenza, dai 16 anni fino ai 56 anni, l'età della maturità, possono fare attraverso questo progetto un percorso di formazione vero. A Canicattì, in contrada Madonna dell'Aiuto, lungo la strada statale 112, 2 malviventi a volto coperto e con le mani in tasca, forse per simulare di essere armati, hanno rapinato il distributore di carburante Kuwait. I 2 sono irrotti, hanno minacciato un dipendente, hanno arraffato il denaro e poi si sono dileguati a bordo di un motociclo. Il bottino ammonta a poche centinaia di euro. Indaga la polizia, si tratta dello stesso impianto già rapinato lo scorso 17 dicembre, quando i poliziotti arrestarono 2 rapinatori. Prosegue anche in Sicilia la raccolta firme per una legge più severa contro chi fa propaganda di fascismo e nazismo. La legge antifascista, Stezema, è il progetto che sta portando avanti il piccolo paese della Versilia, colpito nell'agosto del 1944 dalla strage nazifascista Sant'Anna. Il sindaco del piccolo comune ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare per colpire più duramente alcune fattispecie di reato. Per far approdare in Parlamento il disegno di legge servono almeno 50.000 firme. Il modulo per la raccolta delle firme è stato inviato a tutti i municipi italiani e in più parti sono stati allestiti dei banchetti. Sì, è già possibile firmare da parecchio tempo, solo che è possibile firmare solo negli orari di ufficio durante i giorni feriali presso l'ufficio elettorale del comune, solo che molta gente, appunto, per motivi lavorativi e personali non può andare negli orari di ufficio, e quindi abbiamo allestito questo banchetto oggi per dare la possibilità a chi vuole aderire a questa bella iniziativa del sindaco del comune di Stezema. La percezione sì, è ovvio che è amplificata dai social, però comunque c'è un fascismo latente, subdolo, che si nasconde anche dietro atteggiamenti di giovani che forse non hanno ancora percepito bene qual è il male che il fascismo e il nazismo, perché comunque questo è anche contro il nazismo che ha portato nel mondo. Noi con questa legge vogliamo inasprire un attimino le pene, appunto per cercare di arginare un attimino questo problema che viene spesso sottovalutato, però esiste ed è anche molto grave. Calcio Serie D, risultati della 21ª giornata con il nostro direttore Arturo Cantella. Questi risultati di calcio della Serie D Girone I, che interessa anche la nostra provincia con la presenza del Licata Calcio. Acirreale 0, Messina ACR 1, Biancavilla 1, Marina di Ragusa 3, Castrovillari 0, San Luca 1, FC Messina 1, Cilento 0, Gelbison 3, Troina 1, Paternò 1, Licata 0, Roccella 1, Dattilo 2, Rotonda 2, Rende 1. La classifica vede al momento in testa la CR Messina con 43 punti, seguita dalla Gelbison Vallo della Lucaria 39, l'FC Messina 38, la Dattilo 1980 32, la Cireale con 32 punti, il Licata Calcio con 31. Questa è la classifica: CR Messina 43, Gelbison Vallo della Lucania 39, FC Messina 38, Dattilo 32, Città di Acireale 32, Licata Calcio 31, San Luca 30, Biancavilla 27, Santa Maria Cilento 26, Rotonda Calcio 25, Paternò Calcio 25, Città Sant'Agata 22, a finire il Castrovillari con 18 punti e il Roccella con 13 punti.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.